Non è uno scherzo di Halloween quello che stamane si è visto in molte città, Venezia compresa. Monumenti di personaggi storici con il capo rivestito da maschere raffiguranti un teschio anonimo, con sopra una X di colore nero all'altezza della bocca e due cerchi neri sugli occhi. È successo a Venezia, Verona e Padova, ma anche in altre città italiane come Milano, Firenze e Napoli. Grande sorpresa anche per i membri di Venezia.com. Ci siamo svegliati scoprendo la statua di Carlo Goldoni a San Bartolomeo con questo incappucciamento. E all'inizio abbiamo scoperto solo quella, quindi abbiamo pensato che fossero dei goliardi fan di Carlo Gozzi che avessero fatto uno scherzo o un affronto a Carlo Goldoni. Poi però abbiamo scoperto che sono state incappucciate le statue di Daniele Manin e anche di Paolo Sarpi. E quindi i blitz qua a Venezia sono stati tre. Al momento non ci sono rivendicazioni ufficiali, ma dietro alla protesta potrebbe nascondersi il gruppo ambientalista di Extinction Rebellion, che già nel corso del G20 aveva alzato la testa in tutta Italia e a Venezia in particolare, con sit-in e flash mob alle porte dell'Arsenale, dove si erano riuniti i grandi dell'economia mondiale. Sul caso, gli uomini della Digos stanno controllando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del comune per risalire ai responsabili ed escludere determinate frange, ma è fondamentale sottolineare che non trattandosi di imbrattamenti né di atti vandalici, ma di un semplice travestimento senza sfregi che non ha provocato danno ai monumenti, bisognerà capire se ci sia un reato da contestare oppure no.